Niente, oggi è il V-Day, cioè il primo giorno del vaccino, che è arrivato il vaccino e quindi lo stanno facendo tutti, si è fatto anche il presidente De Luca. E vabbè, qua c'è stata la solita contraddizione che ho visto gente che criticava, dice ma non se lo doveva fare prima il personale sanitario, però voi avevate detto proprio lo stesso, che aveva detto questa cosa, aveva detto facciamo vaccinare i politici, vediamo che succede, e mo criticate questo fatto qua, quindi significa proprio che avrei andato a rompere solo cazzo, però io volevo dire a tutti coloro che si sono vaccinati oggi, prima di tutto vi faccio i complimenti, siete veramente persone coraggiose. Mo pure se l'Italia, esclusi i Novax, che comunque pure loro non, però non c'è, ok, non c'è foto, esclusi loro. Per tutti i resti degli italiani che hanno un minimo di perplessità, paure, timore, che quelli che se lo sono fatti, ci volete far sapere come lo sentite. Che se l'unica cosa, cioè, ci facete cioè, anche sotto questo post, voi scrivete, perché lo so che a me voce in medicina, cioè, guarda, ci sentiamo così, tengo un po' ci vende avanti, c'è foto, ci vende avanti, un po' di sonnolenza, meglio, meglio, sonnolenza, uno evita pure la manamo, cioè, come devo dire, un lavipiatto, un filetto, un filetto, però diteci come se vi sentite bene, perché è un esempio, perché se voi vi sentite buono, tutti noi siamo vigliacchi, merda. Ci mandiamo a pesa e ce lo facciamo veramente c'è il suo gamma nel giro di pochi giorni. Voi vicino a Cielo, perché tu quando stai dicendo, no, stiamo aspettiamo prima che all'altro sul fan, però si dice, ma tu quando che però ho visto che oggi avete fatto. Ma ci dice sapere, ci dice sapere. Non so che sta fatto. Dite che controindicazioni già prima che mi faccio. Uno, terminamento.